stavolta ricevuta dalla Jolly. Attacca Cimino molto forte, il pallone viene recuperato e spinto nell'altro campo. Pugliatti sceglie e trova Remo che si deve pure coprire dal muro. Altra copertura. Poi l'attacco di Cimino viene murato ma è out. Sfrutta il mani out. Un po' fortunato perché il pallone è caduto proprio a fianco alla linea. Sì, ma faceva buona guardia, quindi poteva fare autocopertura. Pugliatti al servizio. Su Pulice, primo tempo. Sporca il muro. E quarto punto. Toterra al servizio, +1. Punturieri, questa volta primo tempo di Anselmo Barreca. Barreca. Ogni tanto si fa sentire anche lui. Non è stato mai servito, Gabriele. Sì. Si fa sentire anche lui dopo qualche muro nello scorso set. 2-4 in punteggio. Remo al servizio. Out. Pallone spinto e va out. Sì, Mazzuca ha spinto questa palla. Pulice riceve come sempre, primo tempo, questa volta non ce la fa con la rotazione del busto. Felice a rimandare dall'altra parte. Stavolta non va il primo tempo. Quindi riagganciata la palla Milani. Pulice sempre. Pulice attacca, Remo fa buona guardia. Sì, pallone che era andato a finire nel campo avversario. E Felice ha mandato in posto 2. Punturieri, buona palla che sfrutta Cimino. Barreca al servizio. Abbiamo l'Orlando sotto rete. Mazzucca, no, a lui, come si chiama? Che non me lo ricordo mai, Iannace. Tra Pulice e Iannace mi esce sempre Polluce. E poi non ricordo i due nomi. Felice, no, Brindisi, chi è? Il numero 7. Era Brindisi, non Felice, Gabriele. L'ho chiamato Felice per tutto il tempo. Ramo ogni tanto schiaccia senza l'aiuto del muro. Uno, pallonetto Pacè, copertura dietro al muro. Remo, invasione di Orlando. Attacco centrale di Giuseppe Orlando. Ancora lui a mettere a segno per la Jolly. 6-7. Cimino al servizio. E si ferma. Mazzuca al servizio. Varamo, primo tempo.
Oh. Brava la Jolly. Pugliati, bravissimo. Ha approfittato di quel momento di confusione nella formazione avversaria. Ha mandato il pallone proprio dove non c'era nessuno, ma comunque abbiamo visto un grande recupero nella Jolly. 7-8. Palla che probabilmente aveva toccato anche terra sulla l'azione precedente. Si deve asciugare il campo, mi sa. Non si può? Non serve. Non serve, ok. A Britta. Oh! Poi pallone che passa nell'altro campo. Muro della Jolly. Poi c'è Puntorieri in copertura. Cimino costretto alla free ball. Alla spinta di Felice. Cimino schiaccia. Bene la difesa di Pulice. È in campo e nessuno dei due va. E Mazzuca punisce la Jolly. Non si intendono Puntorieri e Baramo. Lasciano tutte e due sfilare il pallone. Sì. Iannace. Op. Remo. E ripassa di là. Carambola. Duello aereo. Poi Pugliatti. Non ha ravvisato una doppia di Pugliatti. Stessa cosa nell'altro campo. Basta. Sì, stavolta questa la vede l'arbitro. 7-10. Un paio di proteste in questa azione. Prima una doppia nel campo della Jolly, poi una doppia nel campo della Pallavolo Milani. Poi l'attacco della Jolly è finito sulla stina. 7-10. Puntorieri. Pugliatti, attacco centrale di Peppe Orlando, viene recuperato. Poi Peppe Orlando solitario. Sempre Peppe Orlando a spingere questo pallone. Pallone che torna nel campo della Pallavolo Milani, un po' di confusione. Pallone che si insacca, la rialza Remo. Cimino attacca forte. E si chiude l'azione. 8-10. Era palla accompagnata con il braccio. È stata sollevata dalla parte della Milani. Orlando al servizio. A Britta. E anche punto Jolly. Punto Jolly. Oddio Renato. Oddio. Io non sto capendo. Non so che cosa non sta vedendo quest'arbitro. Una doppia, un'invasione della Jolly. Della Jolly. Io cioè non li capisco. Inconcepibile. Gli arbitri stanno facendo lo show in questi ultimi punti. Ovviamente la Jolly sta abbastanza bene, essendo sotto di punteggio. Enorme doppia, quasi tripla. E poi pure un tocco, un tocco sì, sulla rete, in il pallone di Peppe Orlando ed è 10 pari. Si arrabbia il numero 4 della Pallavolo Milani con il suo libero. E riaggancia il punteggio alla Jolly. Ancora Peppe Orlando dopo l'Ace. Ancora palla fin di rete. Muro della Jolly, copre Cimino. Pugliatti sceglie e trova Remo. Arrabbiatissimo. Che passa di pallone là. rigiocato. Varamo la prende. L'alza in bagger Anselmo Barreca. Poi Fabio Remo. Tocca il muro della Pallavolo Milani. E il pallone va out. Mani fuori. Chiama time out. Il coach della Pallavolo Milani. Avanti di uno la Jolly. Riesce a passare in vantaggio. Ah, ma non l'ho salvato.
11-10 il punteggio qui al Pallaponini di confronti. Renato, dovevo fare un altro saluto, mi stavo dimenticando, è importante. Dimmi. C'è Francesco Caricari, lo dobbiamo salutare anche lui per un augurio di pronta guarigione. C'è Alessandro Santacroce, me l'ha detto di salutarlo e di mandargli gli auguri di pronta guarigione per un altro infortunio. Quindi Alessandro ti saluta, Francesco. Orlando al servizio. Aprita, Pulice, tocco del muro, si tuffa Varamo. Op, free ball. Felice ancora. Autocopertura di Remo. Cimino, palla lunga. Felice ancora. Sempre autocopertura di Remo. Ancora Cimino. Nastro e pallone che tocca terra. 12-10. Bravo Remo nelle autocoperture. Ottimo Cimino. E Jolly avanti di 2. Remo. No, pardon. Peppe Orlando. Tesa. Pulice 4. No, non è stata toccata. Yes. Stavolta la decisione arbitrale è corretta. Dici? Occhio al numero 7 della Pallavolo Milani. Non mi ritrovo col punteggio. 13-10? 13-10, è giusto? Sì. E infatti l'arbitro chiama il capitano sotto al seggiolone perché si è alzato il numero 7 della panchina della Pallavolo Milani. Chiedono calma Dario Prenesì e Giacomo Tomasello in quella panchina. Cartellino giallo per la Pallavolo Milani. 5 tra i due allenatori. Ma io l'avevo vista sul nastro, Gabriele. La palla l'ho vista sul nastro, non mi sembra che c'è stato tocco. Sì, la palla era sul nastro, però si è alzato all'improvviso il centrale che in panchina, il numero 7, voleva il tocco del muro. Sì, Brindisi, voleva il tocco del muro. Giuseppe Orlando si segna il cartellino giallo sul segnapunti. Giuseppe Orlando al servizio. Pulice. Pallone regalato per la Jolly. Cimino attacca e in 14-10. Sotto pressione la Pallavolo Milani. Stai parlando? Pulice. Stesso Pulice attacca, sì. Varamo. Remo. Muro. Peccato. Ci prova Remo. Peccato perché Varamo in questo set è molto reattivo, Renato. Bene, devono andare su tutte le palle, come dice Lucchetta. (14-11). Number Felice. Varamo. Remo. Mamma mia. Si è visto da come è partito che questa palla doveva essere a terra. Si è coordinato davvero bene il giocatore della Jolly. Peccato Barreca non viene servito, ma guarda come salta. Pugliatti. Ace di Marco Pugliatti che si aiuta con il nastro. Non ringhia nessuno su questo pallone nella Pallavolo Milani. 16-11 ed è ancora Pugliatti ad andare al servizio.
Pulice, Muro in campo, sporcato dal muro, cade in posto 4. Toterra al servizio. Jump Out. È out il pallone. Ne siamo sicuri? Sì? Yes. 17-12. Questo è out. Strano che Fabio stia tentando sempre la jump float e non la spin come all'inizio della partita. 17-13. Attacca Cimino, tocca il muro, Tocca anche Toterra. sì, ha tentato di recuperare il pallone, non ce l'ha fatta ed è 18° punto per la Jolly. A servizio per la Jolly Anselmo Barreca, corta sul libero. Dritta. Chi era? Mazzuca. Cimino. Attacca La dritta. forte, mamma mia. Buona difesa. Muro Jolly. Muro. Murato, Iannace. Cimino più Orlando. Stavolta il pallone è stato toccato da Cimino e non da Peppe. 19° punto per la Jolly Cicofrondi. Ancora Anselmo Barreca. Su Iannace. Bella la costruzione. Brindisi ci ha tentato. Varamo la rimanda Out. contro il pubblico. 19-14. Stavo notando il pallone per il centrale, no? Hai visto dove è andato il della pallone? Pallavolo Milani? No. Da quella parte c'è uno che non so chi sia. Un parente tuo, mi sa che. Stavo È notando nascosto, che ora è nascosto. al centrale ha servito una palla altissima. Bello! Ha attaccato lo stesso. Punto della Jolly con un primo tempo abbastanza veloce, 20-14. Sì, ad una mano di sistemato la palla Pugliatti su Orlando. Salutiamo. Cimino al servizio. Mi chiedono di salutare a Peppe Neri che si è collegato. Pulice manda di là. Perché? Perché? Tocca il muro della Jolly. Pugliatti. All'indietro verso Cimino. Cimino, ma smanaccia. troppo Smanaccia. sì. Si è fatto prendere dall'euforia. No, 20-15. palla troppo lontano dalla rete. Cimino non riesce a chiudere. Numero 14 della Pallavolo Milani. Mazzucca. Bella tesa, Out. lunga. Giacomo Varamo al servizio per la Jolly sul 21-15. Tesa, tenuta bene il gioco. Hanno solo ricevitore da quella sì, parte. numero 4. Muro della Jolly. Fermi che buona. Pallone recuperato. Puntorieri. Pugliatti, poi Peppe Orlando di nuovo. Non riesce a chiudere. Mazzucca. Tiene Cimino Claudio a fondo Cimino. campo. Remo passa la palla. Mazzucca di nuovo. Pulice out. Out. In pipe. Lungo scambio tra le due squadre. Aeroplanino. Lungo scambio molto bello, abbiamo visto dei bei recuperi. 22-15 e chiama time out. Secondo time out a disposizione del coach. La Milani.
Entrano in campo le due squadre. Varamo ancora per la Jolly sul libero. Britta palla da quest'altra parte. Bravo Remo, salta e spinge il pallone più verso il basso che può. 23-15. Varamo ancora. A Britta scuccia la palla. Ace. Tocca con la spalla il libero della pallavolo Milani. 24-15. 9 match point, pubblico in piedi e ci dobbiamo alzare. Ci risediamo. Se no non si vede la telecamera. 24-15. A Britta ancora chiude. Ma c'è un'invasione? No. Chiude la Jolly. 25-15. Questo quarto set 3-1 per i padroni di casa. Jolly che continua a punteggio pieno, Renato, 18 punti in classifica, 6 partite su 6 e contando anche le 2 vittorie in Coppa Calabria su 2 siamo a 8 partite su 8. 8 su 8 con la palla, la Coppa Italia. Coppa Calabria. Coppa Italia, sì, vabbè. Vado in campo. Coppa Italia, l'Italia era qua. Oh. Vado in campo. Ci sentiamo dopo. Prova. C'è. Qua c'è. Allora, mentre Gabriele cerca di portare ai microfoni il coach, sì, con chi, se non abbassiamo il volume però delle casse sarà difficile. Sì, Tomasello al microfono di Gabriele. Andiamo ad inquadrarlo. Siamo? Ok. Siamo qui con mister Giacomo Tomasello. Mister, la Jolly continua a immaginare. Sono punteggio pieno, 18 punti, ma c'è sempre quel set perso su cui bisogna lavorare perché la Jolly va in tilt, ma riesce sempre a rispondere. Abbiamo visto proprio gli ultimi 2 set proprio alla grande. Ma io penso che questa Jolly stasera sia solo da applausi, perché abbiamo giocato contro una squadra che ci ha dato del filo da torcere e che ha delle situazioni importanti e interessanti, e quindi noi siamo riusciti a prendere il bandolo della matassa. Eravamo in casa, il pubblico ci ha sostenuto, il terzo set è emblematico, abbiamo ricucito quello che non stava andando bene e abbiamo fatto un parziale di 11-12 punti di fila. Quindi io penso che questa squadra abbia dei margini di crescita notevoli. Dobbiamo cercare chiaramente di preservare quello che sappiamo fare bene, che a volte ci viene un po' meno bene. Abbiamo visto nel terzo set, se non mi sbaglio, tutti quei muri consecutivi. Che cosa era successo? Ho detto in telecronaca che è stata presa la paletta con il cemento, sono stati costruiti abbastanza muri. No, ma io con Anselmo, no, Barreca, scherzavo dicendo prima o poi un muro lo dovrei prendere, no? Invece poi dopo Orlando mi ha sentito e ha detto aspetta,
anche io voglio fare, no scherzavo, scherzo. No, noi il fondamentale su cui lavoriamo sempre, ogni sera, ogni giorno, il muro, ed è quello che ci manca, perché è forse il fondamentale più debole che abbiamo. Penso che stiamo lavorando bene, i ragazzi ce l'hanno messa tutta veramente, sono contentissimo dell'atteggiamento, perché esprimere una così solidità, una così solida squadra quando sei sotto di 8-9 punti nel secondo set e poi ripartire nel terzo con quella grinta vuol dire che stiamo costruendo bene. Ok, ti lascio a ritrovare la tua voce, dato che è abbastanza rauca. Grazie a mister linea alla regia con Renato per gli ultimi saluti, grazie. Grazie Gabriele. Benissimo, qui dal Palazzetto dello Sport, Italo Bonini, 5 Frondi, è tutto. Ci rivediamo sabato prossimo a Crotoni. Sicuro che 25-11. Siete sicuri che 25 è domenica? Siete certi? Dalla regia vi dicono che è domenica il 25 e la regista ha sempre ragione. Quindi domenica 25 alle 18:30 dal Palamilone di Crotone, Pro Volley Jolly. Vedremo di esserci con la diretta della Edicola di Pinuccio. Allora, arrivederci a settimana prossima, domenica 18:30. Arrivederci.